Nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del loro consumo nelle scuole da parte di adolescenti, la Questura di Agrigento ha svolto nei giorni scorsi controlli presso un istituto scolastico di Sciacca. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, coadiuvato dalle unità cilofine della Questura di Palermo, si è recato in un istituto scolastico, ha controllato diversi ambienti, aule, palestre, bagni, corridoi e grazie all'impiego delle unità cinofile sono state rinvenute 23 dosi di hashish e marijuana già confezionate e verosimilmente pronte allo spaccio, abbandonate a terra o nascoste in alcuni locali. Inoltre, all'interno di uno zaino di uno studente sono state rinvenute e sequestrate 2 dosi di hashish. Per questo motivo il giovane è stato segnalato alla prefettura di Agrigento quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il dirigente scolastico aveva auspicato il controllo, ha espresso un plauso per l'importante attività che serve da monito per i giovani e un invito a uno stile di vita sano, lontano dal pericoloso e illecito consumo di droghe. I controlli hanno coinvolto gli studenti dell'istituto, non hanno interrotto le quotidiane attività scolastiche. La Polizia di Stato, pertanto, come ogni anno, anche per questo in corso è impegnata in controlli mirati nelle scuole agrigentine e di tutta la provincia e continuerà l'attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.